tutto benissimo. Questo testimonia anche il fatto che gli atleti sicuramente sono arrivati preparati, sapendo di affrontare un campionato importante come quello del no draft olimpico, quindi sono contento, e questo ci fa capire insomma che anche la cultura dello sport sta crescendo in Italia, quindi non si improvvisa niente, ma si arriva a degli appuntamenti come questo preparati. È stato molto bello vederli, sembrava un po' per fare un accostamento vedere le biciclette, pensavo al pavé, alle famose gare francesi in cui faticando alquanto gli atleti danno il meglio di se stessi, come hanno fatto anche oggi quelli del triathlon. Banca Prealpi ovviamente è nel suo territorio, qui copriamo l'utenza maggiore dei nostri clienti, quindi non potevamo mancare. Abbiamo la nostra sede a Tarzo, abbiamo le nostre filiali a Revine, a Follina e a Tarzo, quindi il nostro territorio dovevamo presidiarlo, e oggi siamo qui contenti di aver dato lustro alla nostra immagine grazie a questi grandi campioni di oggi, quindi questi nuovi campioni italiani.